pomeriggio, ben ritrovati ad una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura una operazione all'alba di oggi operata nei territori di Licata, Gela, Catania e Campobello di Licata. 26 le misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Palermo. L'attività investigativa si è protratta per oltre un anno e mezzo, permettendo di deferire oltre 40 soggetti ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché di altri reati di diversa tipologia, ma tutti connessi alle varie fasi di commercializzazione della droga e in alcuni casi anche di armi. L'operazione è stata condotta nell'Interland licatese ed in particolare nell'agglomerato abitativo popolare tradizionalmente noto come Bronx. I carabinieri dei NAS, in collaborazione con il Ministero della Salute, hanno condotto controlli su vasta scala in tutto il territorio italiano negli studi medici di medicina generale e pediatri di libera scelta al fine di verificare la presenza dei medici negli orari comunicati alle autorità sanitarie locali e la corretta gestione degli ambulatori. Complessivamente sono stati ispezionati 1838 studi convenzionati, di cui 251 non conformi. 3 medici sono stati denunciati per avere falsamente attestato l'esecuzione di visite e prestazioni domiciliari o presso case di riposo, risultati mai svolti, ricevendo indebitamente il rimborso delle prestazioni dichiarate. 2 studi medici in provincia di Catania e Reggio Calabria sono stati sospesi. Ieri mattina si è aperto il processo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento nei confronti di un uomo di 40 anni residente ad Agrigento, accusato di stalking aggravato nei confronti della figlia. L'uomo è stato denunciato dai nonni della ragazzina, che avevano ottenuto l'affidamento della nipote dopo che il quarantenne non ha accettato la decisione del giudice di togliergli la custodia della figlia. Secondo l'accusa sostenuta in aula dal sostituto procuratore Gloria Andreoli, l'uomo avrebbe perseguitato la figlia tramite messaggi su WhatsApp e l'avrebbe seguita fino al centro commerciale di Villa Sete. È in chiusura l'emergenza migranti, sono 459 gli stranieri che sono stati trasferiti dall'hotspot di Lampedusa, in 187 in mattinata sono stati imbarcati con un aereo con direzione Crotone, altri 89 su un pattugliatore della Guardia di Finanza diretto a Pozzallo e 183 sulla nave Galaxy verso Porto Empedocle. A disporre i trasferimenti per tentare di alleggerire la struttura, dove ci sono 1769 ospiti a fronte di meno di 400 posti, è stata la prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale. Questa era l'ultima notizia, il TG Flash ritorna con nuovi aggiornamenti alle 18. A più tardi. Benvenuti al Carnevale di Acireale. Dal 4 al 21 febbraio, coriandoli, luci, colori e tanto divertimento. Carri allegorici, gruppi, costumi, eventi, maschere e mascheroni. Uno spettacolo unico per un'esperienza ricca di allegria e di belle emozioni. Carnevali di Acireale, la festa più bella di Sicilia.